Benvenuti al Meteo. Anticiclone in ritirata, subentra una perturbazione atlantica, sarà una domenica 4 luglio con frequenti temporali, ma queste correnti più temperate dureranno ben poco perché in settimana è probabile una nuova ondata di caldo. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto cielo nuvoloso salvo per temporanee schiarite soleggiate. Al mattino occasionali piogge, col passare delle ore precipitazioni un po' ovunque, anche a carattere di rovescio o temporale, quasi del tutto assenti lungo la costa dove saranno invece più probabili in serata. Temperature ancora in lieve diminuzione, minime tra 17 e 20 gradi, massime invece tra i 23 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, a seguire piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo acquazzoni diffusi, attenzione a possibili fenomeni anche intensi. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 27-28 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.